Buongiorno a tutti, cari colleghi parrucchieri, barbieri, estetiste, onicotecniche e tatuatori. Consapevoli di una chiusura di 2 mesi fa per la salute propria e dei propri clienti e collaboratori. Con un'etica professionale abbiamo chiuso le nostre attività. Adesso abbiamo avuto pazienza 2 mesi. Con tanta pazienza dovremo sopportare ancora un mese di chiusura, con tante incertezze, con tanto fumo negli occhi. Chiediamo degli aiuti almeno per 5 anni di sgravi fiscali per il settore benessere, in grave difficoltà, e vi garantisco che fra un po' tante imprese chiuderanno. Non abbiamo più pazienza, credetemi, la situazione è molto grave. Facciamo un appello al nostro governatore Fedriga che ci dia un sostegno per la riapertura al più presto possibile. Lancio un appello al governatore Fedriga come sostegno alla riapertura delle attività del settore benessere. La pazienza è finita, vogliamo riaprire in sicurezza e in professionalità. Le aziende sono al collasso. Ben ritrovati a questa edizione del nostro audiogiornale. Sono 1914 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Di queste 153 sono state sanzionate per inosservanza, è quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Durante le verifiche 19 persone sono state denunciate per altri reati. Nella giornata di ieri le forze dell'ordine hanno inoltre controllato 387 esercizi commerciali. L'attività motoria all'aperto è prevista dal decreto del Governo. In Friuli Venezia Giulia abbiamo semplicemente regolato cosa vuol dire nelle vicinanze, ovvero rimanere all'interno del proprio comune, che non vuol dire prendere l'auto e andare dall'altra parte del comune e iniziare a correre. Da casa sua una persona non deve più usare il metro per dire se sta entro i 500 metri di distanza, come previsto fino a ieri, o se sta a 501 metri. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervistato dalla rete nazionale dell'ordinanza valida in regione da oggi. Fedriga ha poi aggiunto che, come previsto dal decreto, non ci si può spostare in regione, ma credo sarebbe una cosa di buon senso permettere un minimo di mobilità in più, mantenendo le regole di buon comportamento. Noi dobbiamo iniziare a fidarci dei cittadini, dobbiamo andare in una direzione in cui non si limita più la mobilità, ma si danno forti regole di comportamento. Non vorrei trovarmi, conclude il Presidente, il 1° giugno con attività produttive che tengono giù la saracinesca perché non hanno più la forza di riaprirla. Rischiamo di mettere in ginocchio un Paese e non farlo più rialzare. Un'agenda folle sulla fase 2. Il ritardo con cui si intende far riaprire negozi pubblici, esercizi e professioni del terziario è inaccettabile. Lo afferma in una nota il presidente di Confcommercio regionale Giovanni D'Apozzo, a nome dei presidenti territoriali di Gorizia, Pordenone e Trieste, trovando incomprensibile una previsione di riapertura il 18 maggio per le attività commerciali e il 1° giugno per bar e ristoranti. Confidavamo che il governo tenesse conto di una situazione economica sotto gli occhi di tutti e invece è emersa l'inadeguatezza di una politica che si fa dettare la linea della comprensibile prudenza delle commissioni sanitarie, sostiene D'Apozzo. La politica deve certamente seguire le indicazioni della scienza, ma adeguarle al contesto. E sconcerto per il cronoprogramma della fase 2 anticipato dal Premier Giuseppe Conte giunge anche da parte del presidente di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti. Il servizio alla persona, un settore già molto attrezzato per le misure igieniche e sicurezza, sostiene, non può aspettare il 1° giugno per riaprire. Non concepibile neppure la data del 18 maggio per riavviare i negozi. È un calendario che affossa le imprese.
Dopo quasi un mese di stop riprendono i lavori nei cantieri della terza corsia lungo la A4. La ripartenza è stata preceduta dalla predisposizione di appositi protocolli sanitari condivisi fra i tecnici del commissario per l'emergenza in A4 e le imprese esecutrici. Ogni ditta coinvolta ha presentato un piano che stabiliva le misure di sicurezza anticontagio messe in atto per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19 nei cantieri. Le misure principali previste dai decreti del Governo e delle autorità sanitarie sono il rispetto della distanza fra le persone di almeno 1 metro, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, la corretta igiene nelle mani garantita dalla distribuzione di gel igienizzante, sanificazione quotidiana dei mezzi e delle strutture con prodotti a base di cloro e alcol. Oltre al controllo documentale, il coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di autovie ha pianificato insieme alle imprese una serie di riunioni e sopralluoghi per verificare sul campo la corretta applicazione delle misure. Una delle principali difficoltà da superare per la ripresa dei lavori è stata la riorganizzazione della logistica per quanto riguarda la distribuzione dei lavoratori nelle strutture che li ospitano e l'erogazione dei pasti garantita da ristoranti e trattorie in grado di adeguarsi alle norme nuove imposte dall'emergenza Covid-19. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, vi diamo appuntamento come sempre, stessa rete, stessa ora, alla prossima.